Cari amici, riconoscete ovviamente l'immagine che c'è alle mie spalle e vi racconto una storia che si chiama Le perle ai maiali. E c'è un vecchio proverbio che non è solo veneto, che mette in guardia dal regalare le perle ai maiali, cioè dallo sprecare cose preziosissime per chi non le sa e spesso non le vuole apprezzare. Veniamo al pratico, ma molto più vicino di quanto non sembri. A Venezia, oltre a queste bellezze che il mondo invidia, c'è anche una piccola meraviglia che a livello planetario è considerato al terzo posto assoluto. E parlo dell'aeroporto Nicelli, quello del Lido, che è al terzo posto al mondo per la sua categoria di pista in erba, per la spettacolarità e la comodità di avvicinamento, di atterraggio, di decollo e di servizi, circondato come è da un territorio vicino e raggiungibile facilmente, come la regione del Veneto, le province, le città d'arte, eccetera. Ed è incastonato in questa meraviglia che è Venezia. Orbene, questa eccellenza, come molte altre, non solo in Veneto ma anche in tutta Italia, grazie alla pigrizia culturale di burocrati ottusi e di politici, diciamo soltanto miopi, bene, sta vivendo, dopo decenni di gloria, come un po' il figlio illegittimo dell'aeroporto di Tessera, da tenere nell'ombra, da considerare quasi come una disgrazia che bisogna subire. Da oltre 30 anni se ne parla, poi sono stati spesi probabilmente senza una strategia vera e progettuale, un sacco di soldi. È stato molto ben restaurato, chi lo va a visitare si accorge che è una cosa meravigliosa nella sua piccolezza, è una cosa meravigliosa, fatto benissimo. Ebbene, questo aeroporto è sull'orlo del fallimento per poche decine di migliaia di euro. E se non si trovano questi pochi spiccioli rispetto, per esempio, a tutti i soldi che sono stati, scusate, portati via col Mose e con le altre attività, questo aeroporto chiude, come il casinò. Vuoi vedere che quasi quasi c'è una manina nell'ombra che lo vuole deprezzare per farlo acquistare a qualcun altro a una pipa di tabacco e poi, come tutti gli altri aeroporti in erba nel mondo, come tutti gli altri casinò nel mondo, poi far rendere un sacco di soldi? Ecco, questo problema andrebbe risolto e io non credo che in Veneto non ci siano 7, 8, 10 imprenditori in attivo che possano farsi carico di questo e di riproporre, rilanciare un pezzo di storia che, per conto mio, non deve essere ceduto a nessuno.